Sui falli laterali, secondo me dobbiamo fare qualcosa di meglio perché... Perché Vitigna? Perché questo solo lui? Dai amici bellini che c'è Vitigna e questa potrebbe essere una chiave tattica per capire dove gioca. Vai Meret. Casino, si sente a Marassi, proprio i tifosi. A. Però mi piacciono le telecamere di Marassi, tutte storte, si vede un po' meglio il campo, è meno piatto. Bella palla di Lobotka, vai Anghissà. Bravo Juan Jesus. L'ho detto, avete vista la simulazione, quindi piano. Piano. Occhio Politano, occhio. Passaggio Lesi. Bravo il recupero, esatto. Occhio pure Anghissà, ragazzi, sveglia, eh? Cos'è questo inizio soporifero? Maronami, brutta palla McTominay. Meno male perché quando è rischiato. Però dai, bravo Anghissà, tira forte. Bravo Politano, bello, Maro Lukaku. Attraversa. Madonna mia. Sottolineo il cross di destro di Politano e andiamo avanti. Eccolo. Mannaggia. E sottolineo che il Napoli comincia sempre forte. Voi queste parole chiave, le siete segnate, lasciate il like, vi iscrivete al canale. Bravo Oliver. Dai Neres, sveglia. Di Lorenzo chiede sempre all'arbitro e ai guardalini: qua devo fare la rimessa, anche quando è ovvio, perché là lo chiede sempre, fateci caso. Bravo Neres. Non fare fallo, McDonald, controllo. Bravo Lobo. Bravo Juan. Lobotka, Olivera, non te lo perdere a Zanol, Maronna mi se ne giù. Vitigna. Bravo, chi sei? Rachmani, credo. Buono, che bella azione in verticale. Vai Politano. C'è McDo. Bello Lobotka. Rivedete il controllo che fa Lobotka all'11° e 45 secondi. Vai, Anghissà, mettilo per... Bravi. A vuoto di Lorenzo, bravo Rachmani. Solito intruppo, le ali. Neres! Mi piace che hai tirato. Vedo un po' più alto McTominay oggi, finora. Esatto. Bravo Neres, eccolo Anghissà! Ha segnato proprio Anghissà! Aiuto, ho più paura di prima! Anghissà! Metti un bel cross per Anghissà. Riprovaci! Anghissà! Ho più paura di prima, attenzione! Però è lo stato di forma, voi dovete capire quando io vi dico delle cose. Grande assist di Neres. Ancora sempre dedicata a Danir. Forza Danir. Ma segnate di spalla. Testa Frendru. No, datela ad Anghissà, perché che state controllando? Signori, non fateci ridere che De Catelare ha fatto un gol con le due mani addosso a Teo, Non fateci ridere assolutamente. Non c'era proprio niente da vedere. Non lo so, sinceramente. Però col gol di Anghissà starò in tensione fino al 95esimo. Napoli, vedi di farne 2 o 3, perché così ci tranquillizziamo un attimo. Io non posso. Olivera così centrale, no? È normale che Neres sta isolato come sta isolato Kvar. Bravo Olivera! Dai Neres, ce l'avevi McTominay vicino però. Lobo, mamma mia! Palla pericolosissima! Chi ha segnato? Raccomano! Bravissimi! Esatto, sono molto più tranquillo, Che bella punizione che ha tirato Lobotka. Ma no, quale spalla? Chi se la via dei testi? Vabbè ragazzo, quanto è bello Oriali. Se volete... controlliamo, perché controlliamole tutte. Dai, smettetela di controllare cose che non esistono. Bravo Olivera. Bello Neres, mamma mia che ha fatto. Mamma mia che ha combinato. Il colpo di tacco orientato proprio preciso. Me lo ricordo. Bello con l'esterno. Vabbè, stiamo giocando bene. Vediamo solo di non piacerci troppo. Sai, come si bello, colpo di tac. Tunnel, non troppo. Il giusto. Si è incazzato tantissimo, Anghissà. Calma. Benissimo, Olivera, bravo. Anche questo significa non perdere Olivera in questo stato di forma da terzino. Conte ci avrà ragionato su a lungo. Finora forse se devo trovare il meno performante adesso al 26esimo è McTominay. Se devo proprio trovarlo, ma tutti bene.
Uno che rompe la linea. Ha da fa fallo. Bravo McTominay, il fallo è importante. Pinamonti di potenza. Occhio Pinamonti. Non di molto fuori, Occhio Zanò. Fuori. No, non su di lui, mamma mia. È bello, ritmato. Neres, io ti amo. Giallo, secondo me dobbiamo sempre rivalutarli già. Mi piace quando fai il fallo a centrocampo e non li fai ripartire. Giusto spendere il giallo. Vai Politano, ce la faccio. Eccolo McTominay! Fuori gioco, calcio d'acere. Ah, che peccato. Ha creato un bello scaldabagno McTominay in porta. Maroneres, mamma mia, che stai combinando? Smettila. Lukaku, Anghissà, ci vuole provare. Niente. Guarda la pressione alta del Napoli. Comani, qua dovevi stare un po' più calmo. Vabbè. Bravo Oliver, bravissimo. La trivella. E Neres vuole giocare di prima con i compagni. Difficile individuare il migliore del primo tempo, perché mi sta piacendo assai Olivera, mi sta piacendo assai Neres, ovviamente, a centrocampo. Però la palma va ad Amir, secondo me, per quel salvataggio più il gol va a Rachmani. Pigliano sta palla Luca. Bravo. Ancora un intercetto di Olivera. Bravo Neres. McTominay, mamma mia. Olivera qua l'hai forzato un po' il passaggio. Ma perché Zanoli è così bravo? Bravo Meret. Beh, io ve l'ho sempre detto, se pigliare Mazzocchi per togliersi Zanoli, mi fosse tenuto a Zanoli, onestamente. Più giovane. Il Genoa non ti pressa forte, ti permette di fare questo giro palla anche abbastanza semplice. Non dobbiamo più nemmeno aumentare il ritmo, perché stiamo a due gol di vantaggio, devono scoprirsi loro onestamente. Quindi mi piace proprio assai questo primo tempo del Napoli. Vediamo se stavolta siamo d'accordo. Questo è uno dei primi tempi più soddisfacenti del Napoli finora. Si può dire controllo totale, dominio, 2 gol, pochi rischi e tanti like. Pochi rischi e tanti like. Sì, lasciateli, poi ci vediamo nel secondo tempo. Ne abbiamo già parlato live ieri, mica vi siete persi la live, andatevela a recuperare, no? Caro armato, questo che me lo chiami? Questo è un gioiello di meccanica. Ma dimmi una cosa, ma ragioniamo, ma mezza capi, è antipatica solo a me, io antipatica pure. È antipatica anche a me, ma a me voi mi erano simpatici. Dai. Continuare così, approfittare. Ti stanno venendo a prendere alto. Completamente diversa partita. Poi proprio Vieracia hit, prendeteli altissimi. E infatti, attenzione. Pinamonti, mamma mia, l'ha fatto il paratone Meret. Questo è il paratone. Stavolta si è allungato proprio bene. Occhio. Non fate ingrifare il grifone, dai. Un po' rischioso di Lorenzo questa. Sono orecchiette, tonno, pesto e limone. Mica male. Sui falli laterali, secondo me, dobbiamo fare qualcosa di meglio, perché Vitigna? Perché questo solo lui? Falli laterali, signori, io lo dico sempre, non voglio ripetermi. No, se lo sono meritati, perché guarda come ci stanno aggredendo, sono entrati in campo proprio con un'altra capa. Bravo Lukaku, dai Politano. Oh, bravo Politano, bravo. Politano alza questo pallone, Meret sotto pressione, attenzione, così prendono coraggio. Neres è finito il campo, dai. Buona palla di Lukaku, bravo Lukaku, vai Politano, più convinto. Vai Lukaku, bravissimo. No, che mazz. Bravo McTominay, Anghissà. No, però così no. Occhio. Lobotka da solo, box to box. Bravo. Pigliato il cartellino giallo, no? Bravo Lobotka. Scusate, il passaggio di ginocchio puoi prenderla con le mani? C'ho un dubbio. Occhio, che casino. Meret. Mamma mia, stiamo soffrendo. Maronna mia, la spizzata. Meno male. Vai Neres. Bravo. Politano, 4 contro 4. Bravo Politano, mettila bene. Bravo. Che cos'è? Perché questo fallo di confusione? Che è successo? Aspetta, Anghissà. Badeli è saltato su Rachmani proprio, Bravo Lobotka. Esatto. Bravo Scotti.
i chilometri che fai. No, col ginocchio si può passare all'indietro. È condotta antisportiva se lo fai apposta per perdere tempo, ma Pinamonti. Signori, mamma mia che sofferenza. Ecco qua un altro. È spinta a due mani, dai. Perché ha chiamato il cambio di Anghissà? L'arbitro ha fatto. Oppure forse fate i cambi. Comunque pessime le telecamere a Marassi, che si muovono così. Pessime, vero? Non si capisce niente. Ah, ecco. Quindi Bani ha spinto Anghissà contro Juan Jesus e ha pigliato un corpo in faccia. Cambio logico, perché Neres era un po' sparito, non per colpa sua, e anche Lukaku stava un po' in affanno. Almeno il Ciolito, una ventina di minuti. Vabbè. Deve essere fuori gioco per forza. Bravo Ciolito. Vai Kvara, te li sei fatti a tutti e tre. Mamma mia. Bravo. Oh, è difesa, per no, gonfia la rete. È un po' diversa la melodia per loro. Madonna mia. Raccomando, non ti squagliare. Ok. Politano, un po' rischioso. Dai, calma. Prega per Don Raffaele. È proprio una melodia diversa. Anghissà si è addormentato. Fuori. Sveglissima. Bravo Simeone, vai. Bravo Anghissà stavolta, esatto, bravo. McTominay. Molto più basso McTominay perché sta seguendo Torsby. Anghissà, avevi fatto una cosa bellissima e poi fosse che sei anche un po' stanco e non hai un sostituto. Oh loco, Mario Pallote. Oh loco. Ecco qua. 10 minuti di bolgia, madonna mia. Di Lorenz. Dai Politano, questa si deve sfruttare, Siamo tanta gente in aria. Politano, no! Vai Kvara, te lo sei preso. Un altro cartellino, ciao. Importantissimo. Bravo Olivera. Pigliate sta palla. Bravo. Sta diventando fisica. Attenzione. No. Stiamo signore. Fuori. Bravo qua Jesus. Si è capito, si è preso il palo, si è preso Meret. Bravo Simeone, bravissimo. Vai a chiudere. Vai a punire. Come on. Angolo. Palo e poi Meret. Balotelli, aiuto Meret. Non è vero che non aveva toccato nessuno. C'è forse deviazione di Rachmani, di quel. Madonna mia, bravo. No. Niente, fuori. Zanoli, troppo. Bravo qua Jesus, fuori. Vai Kvara. Vai Anghissà. Simeone, 1 contro 1. Tira forte in porta. Bravo McTominay, come la mantieni là. Bravo Spinazzola. Il guardalinee che non si fa i fatti suoi. Quando mai si è visto il guardalinee prende la palla e gliela dà a quello? Mai visto, signor guardalinee, mai visto. Questo poi era angolo e ha dato il fondo. Mai visto. Controllate chi è questo. Bravo Kvara. Vai Simeo. Occhio Lob, bravo Lob. Esatto. Bravissimo Meret. Un po' rischioso Spinazzola. Bravo Anghissà. Vai Spinazzola. Siete 2 contro 2. Vai, ma dagliela la Grasoterra a Kvara. Gliel'hai data brutta. Perché questo pallone? Gliela dai Grasoterra e 3-1. No, malissimo Spinazzo, mi hai fatto proprio pigliare gol. E dai, è diventata la partita di Meret miracolo. È una cosa incredibile. Non poteva diventare la partita di Meret, ma lo è diventato. 3 punti, ne abbiamo parlato ieri. Adesso calma, tutto a posto, è andato tutto bene.